Solo una precisazione, è 5-0 non 4-0 e sono contento sotto il punto di vista del risultato, un po' meno sul piano dell'intensità di gioco, perché per alcuni tratti della partita siamo andati a ritmo ridotto. Poi siamo riusciti a finalizzare, siamo riusciti a concludere bene, però nelle fasi intermedie della partita un po' sottotono. La settimana prossima ad affrontare la vera rivelazione del campionato, perché sapevo che il Cottini si era rinforzato molto, ma non mi aspettavo di vedergli fare un campionato così di prestigio. Secondo me sarà una bella partita, intensa, molto fisica, perché loro sono una squadra giovane come noi e possono uscire tutti e tre i risultati. Io spero che esca un 2 in realtà. Bah, in realtà le scelte le prende il mister come sempre, ma io penso che non sia una scelta fissa, cioè nel senso loro sono intercambiabili, hanno caratteristiche fisiche e tecniche simili, sono alti tutti e due, sono due difensori, per essere difensori sono molto tecnici, quindi a volte gioca Christian Conti, a volte gioca Zampe centrali, quindi non è una scelta fissa, a seconda dell'avversario che andiamo a affrontare e della partita che ci troviamo di fronte. Complimenti allora, in bocca al lupo al presidente Maurizio Giuseppucci. Crepi.